Amici del futsal, appassionati di calcio a 5, buonasera dal Pala Pirossigeno per Cosenza Feldi Eboli, la 19ª giornata del Serie A di calcio a 5. Quinto, oggi fa tappa a Cosenza per una gara importantissima per il Cosenza che è penultimo in classifica. La squadra di Bagnez ha bisogno di ritrovare un successo che manca addirittura dal 21 di novembre. Oggi affronta una corazzata della nostra Serie A, la Feldi Eboli, che ha iniziato alla grande il suo girone di ritorno con 3 successi consecutivi contro Sant'Abate, Roma e CDM. Arriva da 4 risultati utili consecutivi. Primo pallone per il Cosenza, inizia la 19ª giornata tra Cosenza e Feldi Eboli. La seconda della classe arriva a Cosenza per provare ad allungare la striscia positiva. Tocco col braccio, non visto per Babà che prova adesso a calciare dalla distanza. Movimento di Venanzio, eseguito. Venanzio appoggia all'indietro e riparte direttamente da Calderolli in gol nella gara d'andata. Venanzio si gira, Venanzio, la parata da parte di Parisi e poi la palla che resta lì ancora Parisi. E adesso possesso per Filippigno che lascia Venanzio che calcia, palo di Venanzio. Lungo in verticale a servire lo scatto. Il mancino potente nelle 2 gare precedenti in questo girone di ritorno ha perso contro Sant'Abate e Roma. Di fatto cerca ancora i primi punti di questo suo girone di ritorno. Filippigno passa, Filippigno! E Parisi la tiene al di qua della linea e salva lo 0-0. Poi riparte con un pallone che termina fuori. Ci riprova la Feldi. Soluzione col mancino da parte di Echavarria. Possesso per la Feldi. Il cross che arriva dentro l'area, concluso da Mateus. È una bella opportunità per la Feldi Eboli, catturata da calcio d'angolo in girata. Qui Mateus non è riuscito a trovare la porta. Messo basso con la deviazione sotto porta da parte di Calderolli. È sempre 0-0, ma c'è nuovo possesso per la squadra di Antonelli che prova a spingere. Altra palla per Venanzio in uscita, anticipato Tony Dandel, prova a ripartire col sinistro. Palla sul fondo. Lunga rincorsa per Filippigno e calcia verso la porta, palo pieno, doppio palo per la Feldi. Si salva il Cosenza ed esulta Parisi. Ha spaccato il palo dalla distanza Filippigno. Canal sul tocco di Saponara, prova a girarsi. Canal centrale in 2 tempi di Stanio. Conclusione, sotto porta c'è deviazione e l'autorete che sblocca la partita. È avanti la Feldi su una conclusione velenosa, sporcata sotto porta. Diventa il gol del vantaggio. Ha forzato il sinistro questa volta Echavarria. Deviazione che ruba il tempo a Parisi. È in vantaggio la Feldi. Dopo aver insistito molto all'interno di questo primo tempo, non se ne accorge nemmeno Saponara. E allora autorete per il vantaggio della Feldi a 8:16 dall'intervallo. Una ripartenza adesso per la Feldi che si distende dall'altra parte con Ghi che calcia. Parisi è uscito e poi va a deviare questo pallone in calcio d'angolo. Altro appoggio, triangolo che prova a chiudersi con Canal, dal limite che calcia, paratissima di Distanio che l'ha vista all'ultima, adesso riparte la Feldi Eboli. Rimessa già battuta, Canal al rinvio, palla lunga in verticale per la conclusione sotto porta e ad autogol risponde autogol perché sotto porta arriva Saponara che fa 1-1. Sta facendo tutto lui in questa serata Alessio Saponara che aveva deviato sotto porta il vantaggio della Feldi Eboli. Qui ci mette lo zampino per mandare in tilt la difesa della Feldi su questa azione che rivediamo. Silusio se lo perde e Saponara fa 1-1.
C'è l'appoggio di Echevarria. Sfida Arrieta, l'uscita del Cosenza fallosa. Venanzio in porta! Un siluro che riporta avanti la Feldi Eboli. E 2-1 Feldi. Destro micidiale di Venanzio Baldasso. Nono gol in campionato per Venanzio Baldasso. Ha voluto solo un uomo in barriera qui Parisi e Venanzio l'ha punito. Nuovo vantaggio Feldi nell'angolino pescato da Venanzio. Era complicatissimo trovare quella traccia. Violento e preciso il tiro di Venanzio. Un Vavagia dentro l'area, la conclusione della distanza. Bava sotto porta, se la cava in qualche modo Di Stanio e poi fallo in attacco. Movimento di Lavrendi, atteso l'intervallo col tiro di Venanzio che spegne il primo tempo. Si torna in campo al Pala Pirossigeno, si ripartirà dal risultato di 2-1 per la Feldi Eboli, che ha ritrovato il vantaggio nel finale del primo tempo con Venanzio, dopo che Saponara aveva segnato un autogol e poi una rete, quella dell'ex, per il momentaneo pareggio del Cosenza, che comunque resta in partita. Inizia la ripresa e 2-1 per la Feldi. Si riparte dal vantaggio della squadra di Antonelli. Ghi calcia con l'esterno, palla che resta bassa. Ghi senza commettere fallo, conclude potente ma sul fondo. Parisi ha già rimesso in voto Tony Dandel, che allarga il gioco dall'altra parte per Vavà. Può rientrare sinistro, tentato da Vavà. Palla in verticale, Marchignolo lavora per Vavà che calcia. Un calcio piazzato, Filippini ci riprova, va in porta, questa volta Parisi a dirgli di no. Canal dentro l'area, Arrieta, andrà lui col sinistro in porta, la parata da parte di Di Stanio. Lavrendi lascia sul posto l'avversario e calcia. Bella conclusione, Parisi interviene. Arrieta, Midanda il calcia e sfonda la porta. La pareggiata del Cosenza, Tony Dandel per il 2-2. Di voglia e di rabbia il Cosenza ha trovato la traccia del pari a 12-13 dalla fine della gara. Il Cosenza ci crede e fa 2-2. Felipe Tony Dandel segna il suo secondo gol in campionato. L'ex Ricusiti Genzano qui trova uno spazio centrale e sfonda la porta di Di Stanio per il gol del pari. Parisi, scodellata questa traiettoria in avanti, Venanzio ne approfitta, riparte allora Matteus. Vorrebbe anche calciare dalla distanza, Parisi vola. 2 in barriera più Canal posto sulla linea. È una traccia offerta per la conclusione del 3-2. Altro piazzato nuovamente vincente. È Matteus a riportare avanti la Feldi. 3-2. Schema riuscito, la Feldi torna avanti nel risultato. Qui il movimento di Matteus che la chiama e col sinistro fa 3-2. Passa tra le gambe di Parisi questa palla in una gara di certo ancora apertissima. Conclusione deviata, Canal risponde subito il Cosenza. 3-3. In una partita folle il Cosenza ritrova la parità immediata. Canal, la festa del Pala Pirossigeno per la rete di Canal. È il primo gol in campionato per Mauro Canal, è un gol pesante che rimette tutto in parità.
Punizione Cosenza. Marsiligno! Trova il primo vantaggio il Cosenza. Da calcio piazzato, questa volta punisce il Cosenza. 4-3. Potentissimo il mancino di Marsiligno. È avanti per la prima volta in questa serata il Cosenza. Lo fa in un momento in cui può tagliare le gambe alla Feldi. 4-3 Marsiligno. Qualcosa non ha funzionato nella barriera predisposta da Vistanio. Passa sotto le gambe del portiere della Feldi. Movimento di Ghi, pescato, dribbling riuscito, Ghi calcia, la parata di Parisi in due tempi la tiene. Calderolli, Mateus, ancora per Selusio, stringe Cosenza che adesso può andare in contropiede, Canal! 5-3, doppietta di Canal, allunga sul +2 in Cosenza, in una serata magica. Si avvicina tantissimo e ritorna al successo per il Cosenza. Canal dalla distanza fa 5-3. Tutta la festa del palo pirossigeno a 43 secondi dalla fine. Il Cosenza allunga addirittura sul +2. Il Cosenza ha avuto l'energia e il carattere per ribaltarla nel finale. Qui Selusio ad impegnare Parisi che si esalta a 3 secondi dalla fine. Tutti in piedi al palo pirossigeno. Dopo 91 giorni il Cosenza torna a vincere. Lo fa col botto 5-3 contro la Feldi Eboli.